Buongiorno cari telespettatori e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il TG Grande Nord. Oggi andiamo in Veneto, andiamo a Venezia e sentiamo Pierangelo Del Zotto perché i veneti sono tra coloro i quali certamente rappresentano le istanze indipendentiste più di ogni altra forza nel territorio del nord Italia, per una questione di identità, per una questione di lingua, per una questione di cultura. Sono coloro i quali politicamente si spendono con maggior forza, con maggior tenacia sui temi appunto della indipendenza. Voglio farvi sentire questa testimonianza raccolta nei giorni scorsi. Il servizio. C'è una regione che da sempre si batte per l'autonomia e soprattutto per il riconoscimento della propria identità, questo è il Veneto. Correggimi se sbaglio. Assolutamente sì. Cosa prova di fronte al fatto, cosa si prova di fronte al fatto che qualcuno ieri con un tratto di penna ha detto ma sulla questione dell'autonomia, dell'indipendenza, del federalismo e della secessione mettiamo una X sopra, la cancelliamo con un tratto di penna e via con il sovranismo? Benissimo. Allora questo signore ha già perso in partenza perché in Veneto l'80% della gente parla veneto in casa. Noi abbiamo una storia che gli altri non hanno, una storia di 1100 anni. Noi conosciamo l'Europa degli Stati-nazione come esistono in questo momento, li conosciamo dai libri di scuola. In realtà non è detto che il futuro sia ancora basato su un'Europa di Stati-nazione, il futuro è l'Europa delle nazioni, quindi l'Europa della Catalogna, che già stiamo vedendo come la fascista Spagna abbia perso di brutto davanti alla prova di forza nei confronti di Comín e Puigdemont in questo momento, ma anche degli altri che seguiranno. Lo stiamo vedendo nella Scozia, lo stiamo vedendo nei Paesi Baschi, lo stiamo vedendo in Irlanda, come sarà già stato detto, ma soprattutto lo stiamo vedendo in Veneto, perché noi siamo, per motivi i più vari, storici, sociali, economici, siamo la punta dell'iceberg che scardinerà questa Italia. L'ultima domanda, visto che siamo in clima natalizio, è relativo alla ipotesi che si possa ricostituire un movimento politico e che voi, in modo particolare in Veneto, ha posto in essere richiamando tutte le forze autonomiste. Ecco, questo è quello che ha colpito, cioè da Grande Nord al Partito dei Veneti, come a dire prima di tutto l'identità nostra, poi viene tutto il resto. Ma questa è la grande novità politica degli ultimi giorni. Noi siamo partiti con un congresso al Palageux di Padova e poi abbiamo anche fatto dei congressi provinciali per le 7 province venete. Questa è il Partito di Veneti, che è una coalizione tipo lo Scottish National Party, ha raggruppato 10 sigle, comprese Grande Nord, anzi è stato appetito il Grande Nord, è stato richiesto di entrare in questo rassemblement, che difenderà finalmente i diritti dei Veneti. Il Partito dei Veneti è un partito territoriale, è il famoso sindacato dei Veneti e sarà il seme sul quale germoglieranno anche altre situazioni, perché ripeto, noi apriremo la strada e poi le altre regioni virtuose ci seguiranno. Un piccolo esempio che lascia un po' sconcertati: noi veneti diamo ogni secondo 500 euro a Roma di residuo fiscale passivo. Non ci volevo credere, ho provato a dividere 15 miliardi di euro per 365 giorni, li ho divisi per 24 che sono le ore, li ho divisi per 60 che sono i minuti, li ho diviso per 60 che sono i secondi, esce 478 euro. Ecco, noi nel corso di questa intervista abbiamo dato migliaia di euro a Roma. Ogni veneto la mattina quando si sveglia, la prima cosa che fa, prima ancora di bere il caffè, è quello di dare 10 euro a Roma per le spese condominiali che in realtà noi già paghiamo con le nostre risorse economiche. Quindi, voglio dire, c'è sicuramente un punto di rottura oltre il quale l'invasore, colui che in questo momento ci occupa, salterà, perché non è possibile aumentare costantemente, progressivamente la pressione fiscale, dando sempre meno risorse
ai comuni veneti, che sono in realtà, io per lavoro parlo con molti sindaci, che sono la vera difficoltà del Veneto. Comuni, sindaci dei comuni costretti tra la politica romana e le risorse venete che non vengono più date. Perché appunto, ripeto, con quella brutta cosa che è stata la tesoreria unica, che ho vissuto in prima persona quando ero assessore al bilancio in provincia di Venezia, adesso i soldi vanno tutti a Roma e poi Roma deciderà volta a volta, anche a seconda della latitudine, mi pare di aver capito, perché io vedo che le banche, se sono in Puglia, vengono trattate diversamente che esse non siano in provincia di Vicenza, in provincia di Treviso o comunque in Veneto. Grazie. Grazie a te. Bene, grazie a tutti della vostra cortese attenzione. Noi ci rivediamo domani. Arrivederci.